Che cazzo? Hai tolto la vita a un suo amico. Cerca di vederla come un'ultima clemenza da Fabio. A casa di Emilio. Sì, consigliere. L'ultima chance da Fabio. Ti sembra una proposta? Non ci saranno guai. Se firmi adesso, non te ne pentirai. Paolo, fratello mio, io sono sempre pronto ad esserti fedele. Messo che te lo meritassi. Uccidere Carlo e prendersi il suo vigneto è stato un errore. Era famiglia. Era come un fratello per Fabio. Il rimorso era peggior punizione in vita. Ah, Emilio. 동양인을 모욕한 대가 곧 치르게 될 거야. 이 미개한 새끼야. Ti sto offrendo una via per sfuggire all'inferno. Non la guerra. Papà. Era il suo ultimo ordine. Doveva essere fatto il prima possibile. Il capo aveva specificato che non importava il modo. In effetti, tu non hai mai agito con prudenza. Oh, lascia che mi scusi in anticipo. So che è la tua macchina preferita. Se oggi non ti ho ucciso, è stato solo per dimostrare un'ultima volta il mio rispetto verso il capo. Lascio l'Italia per non tornarci mai più. Non cercarmi. Il suo ordine di risparmiare le donne e i bambini. Cercate me? Sembra tu stia andando verso l'ingresso, sento ben appaiare. Giuro che ti prendo e ti ammazzo! Lo giuro! Corea di merda! Corea di merda, che cazzo! Taci! Fai silenzio! Che cazzo! Se provi, la prossima volta, anche tu esploderai con la tua. E Paolo, sai che non te lo meriti. Corea del cazzo! Che cazzo, Corea! Tu sei morto! Che cazzo!